I've been losing sleep. I've been keeping myself away. Ciao da Nicoletta, e oggi c'è una pillolina molto bella che chi è di là dalla camera, che è Gerardo, mi ha passato. Parlerà della natura di ognuno di noi. Te la leggo. C'era una volta un maestro di spiritualità che vide uno scorpione annegare. Decise allora di tirarlo fuori dall'acqua. Quando lo fece, lo scorpione lo punse. Per effetto del dolore, il maestro non riuscì a trattenere lo scorpione, che cadde nuovamente nell'acqua. Vedendolo annegare, ancora una volta, lo prese, però ancora una volta venne punto. Un giovane discepolo che era lì gli si avvicinò e chiese: «Maestro, ma perché continua? Ogni volta che prova a tirar fuori dall'acqua lo scorpione vi punge!» E il maestro rispose: «La natura dello scorpione è di pungere, e questo non cambierà la mia, che è quello di aiutare». Il maestro, con l'aiuto di una foglia, tirò finalmente fuori lo scorpione dall'acqua, salvandogli la vita. Poi, rivolgendosi al discepolo, disse: «Non cambiare la tua natura, mantienila. Se qualcuno ti fa del male, prendi solo delle precauzioni». E infine il maestro aggiunse: «Gli uomini sono spesso ingrati del beneficio che gli stai facendo. Tuttavia questo non è un motivo per smettere di fare del bene, di abbandonare l'amore che vive in te. Gli uni perseguono la felicità, gli altri la creano. Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione, perché la tua coscienza è ciò che sei e la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. Quando la vita ti presenta 1000 ragioni per piangere, mostrale che hai 1000 ragioni per sorridere». E casca proprio a fagiolo questa pillola, è bellissima. Cosa intendo dire? Ogni tanto anche a me succede, perché ho un po' lo spirito insito di Croce Rossina, e mi succede di pensare: basta, che senso ha? Le persone magari a volte che tu più hai aiutato, e cui hai più dato l'anima, e cui hai più dato quello che tu sei. C'è stata una persona a cui ho addirittura dato quasi a nulla la mia casa, che me l'ha ridotta malissimo, che si è presa ciò che non doveva prendere, che ha rubato, però vado oltre, perché se la mia natura è quella di dare, io continuerò a dare. Tanto se tu dai con amore, la vita ti ripaga. La vita è abbondanza, l'universo è abbondanza, e quando tu dai in modo gratuito, in modo spassionato, l'universo risponde. E se tu sei deluso e la vita ti delude, continua, e adesso parlo con amore. Se c'è rabbia, se c'è delusione, se c'è dolore, vai oltre, magari dai ancora una possibilità, perché la dai a te stesso in fondo. E se dai quella possibilità, e se riprovi, e se hai il coraggio di affrontare, di vedere, e magari di rivivere un po' quell'evento, quella persona, ti rendi conto che a volte il dolore fa crescere, a volte le cose sono così. E io ho delle persone con cui collaboro e che mi stanno vicine, ho deciso una cosa: le accolgo per come sono. Se uno so che è Scorpione, prenderò le precauzioni. Se uno so che è Angelo, cercherò di prendere i miei dovuti pareri e modi, perché ogni persona ha il suo perché, ogni persona ha la sua natura, e sta a te essere sempre te stesso e capire come interagire con ognuno in modo diverso, in base alla natura che ha. Con amore e gratitudine, un bacio da Nicoletta, e con questo splendido quadro che fa il mio amico Antimo. La natura di questo quadro è quella di essere luminoso. Se io pretendessi da lui che fosse qualcos'altro, sbaglierei io. Ogni persona ha il suo imprinting. Ciao, ciao, ciao.